Lasciali soffriggere nell'olio. Aggiungi il tempeh tagliato a cubetti. Metti il sale e lascialo insaporire per 10 minuti a fiamma bassa e coperto. Unisci i funghi, il cavolo tagliato alla julienne. Copri e lascia cuocere per 15 minuti. A questo punto versa 1,5 litri di acqua. Mescola bene e lascia cuocere 20 minuti a fiamma bassa e coperto. Ora aggiungi il cipollotto, i ravanelli, le alghe, i fagioli. Aggiusta di sale. Copri e prosegui la cottura per 10 minuti. Unisci i noodles, mescola bene, metti il formaggio, il seitan, mescola e cuoci ancora 5 minuti. Servi caldo.